Maurizio, abbiamo fatto un po' di sound check, adesso giustamente un minimissimo, adesso giustamente questo è un bel prosecchino che ti è stato offerto e quindi cosa vuoi di più? No, noi vogliamo invece di più il Solieri che arriva qui a Ca' del Poggio per la prima volta, mi pare. Ma allora, devo dire che io il Triveneto lo conosco molto bene, quindi questa zona di Torre Veneto, sono stato 1000 volte, capito? Qua, hotel, ristorante non c'ero mai stato, Bene, però la zona la conosco bene, dalla fine degli anni 90, insomma, vabbè. Ma con la band o da solo? Con la mia band, con la Steve Rogers Band, Sì. con un'altra band che avevamo, col Gallo, con altre ho fatto varie volte. Quest'oggi cosa ci presenterai? Tutto il repertorio? No, tutto il repertorio, una piccola parte del repertorio di Lars, in particolare alcuni brani che ho scritto io per quanto riguarda la musica, come lo show, come Rock and Roll Show, come Dormi Dormi, eccetera, eccetera. Non sono pochi. Cosa mi dici di questa musica italiana? Piace? Non Allora, mi per piace? fortuna che noi abbiamo vissuto i tempi buoni, belli. Sai che lo penso anch'io questo. No, ma è normale, capito? Adesso in Italia siamo messi male. Allora, rimangono i grandi artisti, Sì. hai capito? Qualcosa c'è di nuovo, ma poca roba. Pubblico, il grande pubblico, allora o cresce in una famiglia dove c'è della musica, Bravo. della cultura musicale, Altrimenti. se no questi sono Senti, a me sono venuti subito i brividi quando hai accennato appunto, quindi è impossibile non ricordarsi di queste musiche e per fortuna che... No, ma piacciono, devo dire. Io sono felice di aver vissuto i tempi in cui andavo a vedere E noi i siamo- Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Pink Led Floyd, Zeppelin, Pink Floyd, eccetera, eccetera, e poi abbiamo vissuto dagli anni 80 fino ai primi anni 2000. Nei primi anni 2000 abbiamo fatto mille cose, oltre a Vasco e Steve Rogers Band, mi sono sempre divertito. Maurizio, Dai. ti lascio al prosecchino e Dai. ti lascio a... poi ci sentiamo Dopo durante ci sentiamo. la giornata. Va Bocca al lupo, bene. buon lavoro!